Un ritorno in Veneto, regione che conosce bene, oltre che essere la sua di origine, per la lunga attività che l'ha vista protagonista. Il nuovo questore di Treviso, Emanuela De Bernardin, arriva da Udine, dove ha diretto la questura con una precedente esperienza a Pordenone come vicario. Sono arrivato in una provincia sicuramente complessa, ricca di molte sfaccettature, ricca economicamente, quindi che richiederà un'attenzione di prevenzione e repressione attenta, insomma. Lei diceva tutto può succedere ovunque, la sicurezza deve essere però un sistema partecipato dove le istituzioni non abdicano al loro ruolo, ma ci vuole anche collaborazione civica. Sì, innanzitutto occorre che tutta la collettività, tutte le persone siano consapevoli del mondo in cui vivono e dei rischi che corrono in ogni loro attività, sia per quanto riguarda dei bisogni primari, sia per questi rischi indotti dalla modernità. Quindi un cittadino, una persona consapevole si può difendere meglio, almeno come primo livello, dagli attacchi alla sua sicurezza. E poi c'è il nostro lavoro, che è quello di garantire la sicurezza con gli strumenti che abbiamo. Ritengo anche che un approccio integrato in rete, come si usa dire, delle varie istituzioni interessate a ciò sia importante per moltiplicare proprio l'effetto dell'efficacia degli strumenti dei singoli. Il disagio giovanile e le aggressioni violente, un tema su cui non è sufficiente la repressione. Un approccio sicuramente globale che deve essere integrato con interventi di altre istituzioni, perché i giovani vanno formati, ma vanno istruiti, vanno seguiti anche dal punto di vista non solo penale o dei comportamenti illeciti. Ognuno deve fare la sua parte, noi faremo la nostra cercando di prevenire eventuali intemperanze, ma un po' tutte le istituzioni devono fare il loro per mettere in condizione anche questi giovani magari di aggregarsi in maniera non violenta, non disturbante.